L'onorevole Mauro Pili, leader di Unidos, stasera a Pattada perché? Perché c'è bisogno di cogliere da un aspetto negativo di una trasmissione della RAI tutti gli elementi invece per trarne un'opportunità. Bisogna unire le forze per valorizzare questa grande e straordinaria opportunità che deriva appunto da questa grande tradizione della coltelleria sarda. Pattada è sicuramente il fulcro più importante della Sardegna, da cui può nascere un progetto per valorizzare sul piano commerciale, sul piano del marketing questo grande prodotto, e dall'altra però far nascere un consorzio di tutela che possa proteggere il marchio del coltello sardo e di Pattada in particolar modo, che possa essere garantito e tutelato nel resto del mondo, soprattutto perché questo è un patrimonio unico della Sardegna e le 30.000 visualizzazioni dell'intervista Scandalo della RAI testimoniano questo grande legame tra il popolo sardo e appunto la tradizione dei coltelli sardi. Tra l'altro proprio in questi giorni a Pattada si tiene l'11ª mostra del coltello, lei l'ha visitata pochi minuti fa. Come ha trovato questa esposizione? Le è piaciuta? Assolutamente un'opportunità per un excursus storico, culturale, artistico e artigianale della Sardegna. Tutto quello che della storia del coltello si vuole sapere si può trovare in questa mostra museo di Pattada, ma anche entrando nei singoli laboratori, che sono davvero la cultura tramandata dai padri, dai nonni ai figli, che continuano in questa grande tradizione.